Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on the road? Oh, there was one time in Minneapolis. Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour? You got nothing but groupies and promoters to love you, and a pile of laundry by the hotel door. Don't it ever get lonesome? Don't it ever give a young man the blues? Don't it ever get lonesome? Don't it ever make a young man wanna go back home? When the PA system eats it, and the band plays some of the most terrible shit you ever known. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a tutti voi. Avete appena ascoltato Road Lady da Changa's Revenge 1970. Il benvenuto in radio ve lo dà sempre il nostro mitico Frank Zappa e per annunciare questa trasmissione che vede partecipi questo triumvirato, questo simpatico, anzi questo teatrino che purtroppo mi sa che in futuro ho avuto qualche notizia oggi che infatti è un po' una giornata da lacrimuccia, perché io sono Lorenzo Viviani che vi parla tutti i venerdì, dall'altra parte del microfono c'è lui o non è lui, il mitico di Antonino Danna, ma dall'altra parte in regia abbiamo la nostra mitica Sveva, che oggi però ha qualcosa da dirci che mi ha lasciato un po', diciamo, un po' malinconico, però bando alle ciance, perché lascio lo spazio al big, all'uomo che è veramente la colonna portante di Radio Libertà, che, con cui assaporate tutti i pomeriggi questa esperienza su Zoom, che il venerdì diventa questa cosa, diciamo, ancora un po' più sarcastica, agricola, un po' così, questo meticciato, no? Fra il sarcasmo e i temi dell'agroalimentare. È lui, non è lui, è certo che lui è il mitico, inossidabile, grandissimo, innominabile Antonio Innominabile no, mi sapeva di Promessi Sposi, Antonino Danna. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu lo sai. Vedete, io al venerdino il cervello mi va in vacanza. Comunque, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna. Hai visto che bel terza quarta? Stasera sono riuscito a fare il buco giusto della marcia. È scalato bene. Stasera era un terza quarta con un allungo niente male. Gli altri giorni eri più da auto elettrica, oggi invece hai fatto proprio lo sprint. Auto elettrica lo dici in faccia a sta pipa. E questa, ma vaffanculo, l'auto elettrica va.
Questa è la puntata numero 1064 di oggi, venerdì 24 ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Gianni Giovanni Oh, Giuseppe. Scusaci direttore, Giovanni Sallusti, hai visto che mi sono impuntato? Oh, dovevo per Sì. forza impuntarmi. È proprio Giovanni stato come quando Sallusti. cambi la marcia che ci dà quella sgranata. Lo so, Così, lo so. Allora, liberamente il nostro... Sì, liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molte altre bellezze ancora. Io vi ricordo sempre le nostre coordinate: 340-670-9659 per le vostre zappe, 0292947222 quando lo diremo noi. Quando lo dirà lui. E io voglio ringraziare e salutare intanto un nostro ascoltatore da Roma che ci ascolta, insomma ci ha ascoltato sempre con una certa attenzione per vari motivi, il signor Giampietro, che ringraziamo per il suo tempo e per le sue orecchie soprattutto, perché noi esistiamo in virtù delle vostre orecchie. E poi io volevo ringraziare la nostra Sveva, la nostra regista, che a questo punto io chiederei di palesarsi, perché spiegaci un po'. Palesati. Perché qua già ci siamo impuntati abbastanza per l'emozione. Vedi che devi fare tu, dai. Buonasera a E tutti, salute. a tutti e due voi e a tutto il pubblico naturalmente. E nulla, io sono un po' emozionata in realtà, mi state facendo scendere la lacrimuccia da tutt'oggi. Tutti gli speaker che passano qui mi fanno scendere la lacrimuccia. E niente, voglio essere di poche parole. Diciamo che da lunedì non sarò più io la regista di Radio Libertà, ma vi lascio in ottime mani. Ovviamente vi ringrazio tanto, sia ogni speaker, sia ovviamente il direttore, i direttori, qualsiasi persona che lavori qui dentro, il redattore Beppe, gli speaker, tutti assolutamente, che mi avete dato fiducia e stima, e anche gli ascoltatori che hanno sempre avuto una buona parola per me, con messaggi, con chiamate, mi hanno sempre ringraziato, mi hanno sempre detto di essere gentile e capace, e sono stata veramente molto, molto contenta di poter far parte, insomma, di questa regia e di tutto questo che, insomma, non è stato poco. Ho imparato un mestiere, non lo sapevo fare e spero di essere stata all'altezza, insomma, quindi vi ringrazio e ovviamente vi continuerò ad ascoltare e verrò a trovarvi, come ho già detto a molti. Allora, cara Sveva, intanto grazie del tuo servizio, che è stato apprezzato ovviamente, anche perché come ci siamo detti varie volte, Sveva, non ci lasciare. come ci siamo detti varie volte, diciamo così, in separata sede, off the air, se non c'è il regista che ti porta in cima all'antenna, noi altri possiamo fare i cazzoni praticamente a casa nostra, ma non è che possiamo fare altro. Che non sarebbe neanche male, però, per il pubblico. Non sarebbe neanche male, certo, per la dignità di questa radio, questo è poco ma sicuro, ma siccome però hanno pazienza, in questa radio ci mandano ancora in onda. E il punto è che appunto io seguivo su Canale Encuentro, che è questo canale argentino dedicato alla formazione, ci sono delle puntate dedicate alle varie figure della radio. Pensavo fosse qualcosa di sporcaccione, no? È una cosa di solito uno quando guarda i canali stranieri li guarda per qualche altro motivo, però bene, va bene, mi fa piacere. Ecco, e c'era in Argentina, diciamo nel mondo latinoamericano, la parola detta, e quindi la radio parlata, non la radio di flusso, quella con la musica, la radio parlata è una cosa che viene presa molto sul serio. E uno dei conduttori, insomma uno dei più, tra l'altro, più noti che ci sono in Argentina, che si chiama Pergolini, questo qua di cognome, lui spiegava e diceva una cosa del genere: dice, il rapporto che tu devi avere con la tua
con il tuo regista o la tua regista, a tua moglie puoi mentire, al tuo regista o alla tua regista no, perché se non c'è quell'intesa, se non c'è quella sincronia, se non vi capite, non potete fare il programma. Già pensate, già fare un programma in presenza, mentre magari tu stai parlando e allora lei ti fa un gesto e tu ne fai un altro per capirvi, c'è una telefonata, non c'è una telefonata e quella. Pensate quando per esempio si è distanti come nel nostro caso, è ancora più difficile, quindi o c'è questa sintonia o se no il programma viene una ciofeca. Grazie a Dio non è venuto una ciofeca. Grazie E Sveva. questo Ma poi posso dire una cosa, ora non ti voglio, te quando parli è poesia pura, però voglio dire una cosa velocissima, perché naturalmente tu, io diciamo, ho lavorato con Sveva solamente al venerdì, poi sembra che facciamo la commemorazione. Insomma, no, non stiamo commemorando nessuno, grazie a Dio, e vive e vegeta. Infatti, però detto questo, dato che comunque va a fare un'altra esperienza lavorativa, un augurio, tanta vita davanti, sei una ragazza giovane, il bello di vedere, fammi dire, io non sono anziano, diciamo, però già guardo i giovani, i più giovani di me con un aspetto che a volte li esamino, forse faccio male, però è bello vedere dei ragazzi che partono, vanno dall'altra parte del paese o fanno all'estero, però guardano sempre e hanno l'impegno, lavorano, quindi Sveva non perdere l'entusiasmo, non perdere questa cosa, perché non è da tutti, hai imparato un mestiere, ma l'hai imparato perché ci hai messo impegno, perché hai avuto la volontà di metterti lì, di ascoltare, magari a volte sbagliando, a volte portando a casa le soddisfazioni. Ecco, mantieni sempre l'interesse, la curiosità e ti salverai sempre, perché finché non sei, diciamo, alla fine della tua vita, guarda, io ho l'esperienza, porto sempre quella di mio padre, che a 77 anni ancora ascoltare, ancora imparare. È sempre un insegnamento e veramente non ti devi dare limiti. Curiosità e veramente sul lavoro è importantissimo. Quindi tanto augurio e vedrai che andrai distante e magari ci ritroveremo a Radio Libertà fra qualche tempo, facendo magari fare il tuo giro nell'ambiente lavorativo, e poi ci ritroveremo magari da qualche altra parte. Quindi un abbraccio intanto fortissimo da questo punto di vista. Antonino, però il tempo ci corre dietro e Esatto. i sentimentalismi, diciamo, li tagliamo un attimo. Io vorrei provare a sentire Alessandro Cappelli, che mi ha detto che veniva alle 18, però volevo spezzare un attimo questo lato romantico, che secondo me andavamo troppo, sembravamo veramente il bacio Perugina. Vabbè, ci colleghiamo col Parlamento giapponese, scusa. Va bene, allora facciamo un velocissimo. Sveva, te guarda un attimo se c'è Cappelli in linea, però farei una chiamata diretta a fare questo collegamento. Aspetti se c'è in linea, pronto? Vediamo se c'è Sanae Takaichi, la nuova premier giapponese. Colleghiamoci col Parlamento, perché sta parlando al Parlamento giapponese il nuovo come hai detto te, la nuova premier, perdone, Sanae Takaichi, che sembra un po' tipo Tofuso la moto, però va bene, ok, vai. Vabbè, ho anche il famoso nuotatore giapponese, Sesoki allora diciamo fino in fondo, così basta che non so se sono. Ma tu lo sai chi è l'allenatore di Sesoki Maspinto? No, questa Sesoki Maspinto non lo so. Ma allora ti è il più bello, lo sai com'è il più grande campione di discesa libera giapponese? No. Ho Choupin. Mamma e lo sai come si chiama il secondo? No. L'Oppigiò. Cioè, le mie venivano da risate boom di Topolino, le sue non lo so. Però vi confesso che le mie venivano da risate boom. Choupin è un po' in Ligure e l'Oppigiò lo stesso. Detto questo, collegamento col Parlamento giapponese. Onorevole Impero di Giappone, riceverà settimana prossima Presidente Trump per discutere protezione di Giappone contro interesse di Corea del Nord e di Cina. Ananu, a Cosulordu, o mezza botta. tu, Kim Jong-un, tu. Sì, mezza botta, che ti mento ugella così parecchioato. Dica veni Trump. Ti leva Trump, ti faci i naschi tanti. Capisci? Sta quieto, sta. Riprendiamo la linea perché il nostro premier calabro giapponese, Giappo Calabro. Sì, lei è una Giappo Calabra, questa è la verità.
io mi prendo le distanze non tanto dal calabro, ma dalla tua intonazione e dal tuo modo di fare il giapponese, perché è altamente, secondo me, non razzista, ma classista un pochino. Però detto questo, insomma, e devo dire che sul Giappo calabro hai dato il meglio di te. Ma Sulla sì, mezza quota soprattutto. sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la L'altra che hai detto, particolarità... l'altra cosa, scusami, mezza botta, cosa hai detto? Cosa lorda? Cosa hai detto? La cosa hai detto? Cosulordu, sì. Consulordo, beh, meraviglioso, meraviglioso. Spiega perché non tutti ascoltano Aria Fritta. Prima di farci Ecco, mettere in galera, spiega perché lo fai. esatto. Sanae Takaichi, come ha scritto di lei il Japan Times e come io ho scritto su Italia Oggi, quindi potete verificare, è una cosa vera, non è inventata. Sanae Takaichi, questo Fiorello non lo sa, ma lo diciamo anche al collega Fiorello, visto che la imita pure alla pennicanza, ha questa particolarità. Lei può modulare la voce mentre legge un discorso, quindi alzarla, abbassarla, sussurrare, fare cose così. E poi ha la particolarità che all'improvviso molla il giapponese e comincia a parlare il dialetto Kansa, che è un dialetto meridionale del Giappone, ovviamente. Come se appunto lei fosse italiana e all'improvviso passasse dall'italiano al calabrese estremo. Comunque, il buon Cappelli è al telefono. Buonasera e ben trovato. Buonasera a voi, ciao Lorenzo. Vai Ciao Lorenzo. Ale, e allora, dato che io sono in questo momento, mi sono collegato da voi da Monterosso e mi sto guardando la mareggiata in diretta, oggi siamo sul tema mare, era un po' che non lo toccavamo, perché? Perché il nostro amico Alessandro Cappelli ci spiegherà un po' le intemperie, la burrasca, la tempesta che sta, diciamo, più che altro non è ancora arrivata, ma diciamo è in fase di costruzione, di elaborazione, purtroppo, perché sembra proprio che insomma, la pesca, soprattutto quella che riguarda non tanto la parte adriatica, ma la parte tirrenica, avrà dei problemi nelle prossime settimane. Ale, cosa sta succedendo? Se lo puoi spiegare brevemente, ne abbiamo parlato, diciamo, in forma privata, però è giusto capire, anche perché poi da questo, lo dico ai nostri ascoltatori, deriva tutto da un fatto. Intanto ricordatevi che, se non sbaglio, dalla parte del Tirreno settentrionale, dove siete in fermo adesso? Fino a dove arriva il fermo, perdonami Ale, in questo momento? Adesso prende praticamente tutta la fascia tirrenica fino ad arrivare alla Mm? GSA, che Al sono nord le della aree di Sicilia. pesca. Al nord della Sì, Sicilia. bravo, a nord della Sicilia, che E quindi allora sarebbe dovete pensare già che per adesso la maggior parte dei pescherecci, quindi lo dico ai nostri ascoltatori che magari al sabato vanno a comprare al mercato o al sabato vanno al ristorante, ecco, intanto pensate che la parte tirrenica, quindi una grandissima parte della nostra marineria, è ferma in questo momento, quindi non fatevi raccontare questi calamari o altre specie che magari soprattutto vengono pescati con le reti a strascico, dicono ah sì, è del pescatore di fiducia che me lo porta. No, comunque arriva al massimo, sempre buonissimo, meraviglioso, e poi arriva velocemente, e soprattutto nelle parti, diciamo, del centro Italia, sarà almeno dell'Adriatico. Quindi non è del pescatore di fiducia del moletto, lo dico a chi abita sul mare. Ma poi questo fermo, per giunta, sembrerebbe che per alcuni motivi possa essere prorogato di un altro mese per alcune dinamiche legate ai regolamenti europei. Raccontaci un po', Ale, cosa sta succedendo. l'ennesima doccia fredda allora, perché era un po' nell'aria, perché se ricordi c'era stata quella piccola interruzione a Ferragosto, quando ci arrivò una comunicazione che andava in tal senso: vi dovete fermare perché secondo la DG Pesca europea avete sforato le giornate utili lavorative. E lì si trovò, attraverso dei metodi di compensazione che ti indica proprio l'Europa, ci sono circa 12 strumenti di compensazione, ci eravamo praticamente autoridotti le giornate lavorative di un giorno, in modo da poter arrivare a fine anno. Con quel conteggio si pensava di aver superato il peggio. In realtà poi c'è stato una bocciatura di questa proposta, perché come tutte le cose poi vengono vagliate da degli esperti. Questo dovremmo scriverlo a caratteri cubitali. In Europa bisogna mandare veramente gente competente e se ne intenda di pesca, cosa che in passato l'Italia non ha mai fatto, e forse anche per questo che stiamo pagando dazio anche in questa direzione. Morale che
hanno rifatto i conteggi ed effettivamente noi abbiamo sforato di parecchie migliaia di giornate, ma non per colpa dei pescatori, per colpa di una, possiamo anche dirlo, cattiva gestione o comunque non oculata gestione delle giornate, perché basterebbe attribuire ad ogni singola GSA le giornate di pesca in base ai pescherecci che ha, e ogni peschereccio potrebbe sapere tranquillamente quante giornate può avere durante o può lavorare durante l'anno. E con Sì, questo spieghiamo ai nostri sistema ascoltatori, è come se ci fosse un quorum complessivo, si è arrivati a un certo punto e si sono accorti esatto. che adesso, prima della fine dell'anno, quindi pensate, potrebbe essere il Natale senza pesce, fra virgolette, non voglio lanciare messaggi allarmistici, però ci potrebbe essere dicembre, quindi si sono trovati che hanno già esaurito le giornate. Questo però cosa implica? Adesso la Comunità Europea ti dice di adottare delle misure compensative o comunque delle misure aggiuntive. Cosa vuol dire? Un mese di fermi in più? Spiegacelo, perché ad esempio anche Allora, misure sulla pesca sportiva, fra parentesi. sì, no, la proposta del Ministero è stata molto impopolare, infatti su questa le associazioni poi hanno cercato di raddrizzare il tiro, nel senso che prevedeva un mese, anche per la pesca ricreativa, che poi non si capisce ancora bene quale tipologia di pesca ricreativa, che la pesca ricreativa, va detto, interessa anche milioni di persone, però può andare, che ne so, da quello che pesca con la canna al palangaro, eccetera. Non è ancora chiaro sta cosa. A noi interessa la pesca professionale, anche perché la pesca professionale è quella che porta il prodotto italiano di eccellenza sulle tavole, e quindi avremo senz'altro uno stop ulteriore di un mese del pesce di Paranza, che ricordiamo, il pesce di Paranza è quello che fornisce quasi un 80% delle tipologie e delle specie ittiche che possiamo trovare sulle tavole, perché comunque il pesce di Paranza può portare la frittura, il calamaro, il moscardino, il gambero, lo scampo, cioè tutte queste specie ittiche dobbiamo pensare che provengono dallo strascico, che, al contrario di un'opinione pubblica che mi sembra sempre più circuita da strane idee ambientaliste, è una pesca assolutamente legale e autorizzata. Lo ripetiamo un po' anche a caratteri cubitali questa cosa, Ale, perché mi Esatto, spiace, perché purtroppo venite criminalizzati tutti, parliamo della maggior parte della marineria. E sicuramente lo strascico, come tante altre tipologie di pesca, devono fare dei passi avanti, devono riuscire a essere più selettivi, più ecocompatibili, ma si tratta della tipologia di pesca più che si fa negli anni, e fra parentesi sono degli studi che ci dicono che comunque sia l'impatto può essere limitato in in zone dove passa, paradossalmente, passando periodicamente, questo è un dato che viene stato esaminato ulteriormente in quest'ultimo periodo, addirittura certe tipologie di specie ittiche, soprattutto quelle opportuniste, la fauna diciamo bentonica, quella che cresce più velocemente, opportunista, viene agevolata, tant'è che i pescatori, è una cosa che dicevano dovevano passare 2 o 3 volte prima di pescare, perché proprio si creano delle condizioni. Comunque, insomma, è inutile che ci giriamo intorno, la pesca fa tutto il suo impatto, però è inutile criminalizzare e soprattutto dire sempre che lo strascico è legale ed è una delle pesche più importanti. Certo che è ben diverso l'imbarcazione a strascico che fa il nostro Alessandro Capelli col suo polpo Mario rispetto alle barche che stanno nell'Atlantico, che lavorano in maniera, diciamo, soprattutto quando parliamo della predazione che fanno nei paesi del Nord Africa, con queste barche gigantesche. Allora, lì è un'altra cosa, altri motori, altre barche sono delle navi. Comunque, Ale, lascio la parola un attimo a Tonino perché il tempo ci corre dietro, magari tu la farò una domanda. Sì, ecco, appunto, diceva che non troveremo pesce di Paranza. In compenso, che lingua parlerà il pesce che troveremo sui banchi? Spagnolo, francese, algerino? Purtroppo se ne gioveranno in parte, no, c'è da dire in parte i nostri colleghi dell'Adriatico, perché già ora loro sono operativi e qua a tempo, a giro di 2 o 3 ore il pesce arriva, e quindi un po' per loro magari lo faranno loro un buon Natale, perché comunque il rischio è che veramente anche questa proposta poi venga rigettata, e quindi che noi restiamo fermi anche il mese di novembre per poi sentirci dire no, la direzione marittima europea ha rigettato anche questa proposta,
veramente riprendete ad andare in mare a gennaio, che sarebbe il default totale, perché poi c'è tutta la filiera, non solo l'operatore ittico in prima persona, ma poi dobbiamo pensare che comunque la fascia tirrenica vive ancora tanto di turismo e soprattutto di gastronomia, e quindi c'è tutto un indotto che ne andrà conseguentemente a soffrire. Anche lo stesso commercio grossista, che proprio fa del prodotto ittico del Tirreno, che secondo non ne vogliono i colleghi dell'Adriatico, ha delle proprietà organolettiche, è un pesce veramente eccellente, anche perché qua abbiamo un prodotto soprattutto di profondità come il gambero, lo scampo, che magari non trovi nelle zone adriatiche, soprattutto l'Alto Adriatico. Quindi verrà a mancare del pesce, che comunque è importante anche per il PIL pesca, mettiamolo in quest'ottica. Certo, Esatto. certo, Quindi, assolutamente, ma soprattutto poi si apre anche le maglie, come Antonino voleva arrivare a quello, e ti rispondo e aggiungo io, perché a parte il tema adriatico, poi si apre veramente una maglia enorme sulle importazioni, che già prendono il 70-80% del prodotto che arriva sulle tavole degli italiani e nei ristoranti, e tutti questi prodotti congelati che paradossalmente non parlano e non spiaccicano una parola di italiano. Guardate che non è tanto il problema è che noi ci affidiamo tanto, e dimmi Ale se sbaglio, sul prodotto estero, quando non valorizziamo tante specifiche che potremo vendere e vendere bene, perché lo dico parlando ai nostri ascoltatori, se ci formassimo leggermente di più potremmo seguire la stagionalità, dare maggiore reddito ai pescatori, a salvaguardare l'ecosistema, perché anche Ale, come il sottoscritto, che insomma la sua vita ha pescato l'acciughe, siamo costretti quasi ad andare a specie bersaglio, diciamo, ben determinate, perché si chiede solo quello dal mercato. Quando non ce l'abbiamo noi si va, anzi ormai si va direttamente al prodotto estero, mentre ci sono tante specie, centinaia di specie che potrebbero essere consumate, diluendo lo sforzo di pesca. Ale, ultima battuta, perché mancano 30 secondi, cosa vuoi dire? Lanciare un messaggio, ma proprio 2 parole? Speriamo bene, che ormai la speranza è venuta sempre meno, e per il prossimo anno sicuramente attribuire ai pescatori le giuste giornate, cioè che un'imbarcazione abbia un tetto di giornate, che uno finalmente se le può gestire. Ma soprattutto, bravo, ma soprattutto cerchiamo di aiutarli noi che ascoltiamo in radio, i consumatori, cercando dei prodotti. Non è facile trovarlo, non è facile informarsi, ma un prodotto made in Italy, un prodotto italiano che deriva dalla nostra pesca. Io ti saluto Ale e grazie veramente, e ci aggiorniamo naturalmente sull'evoluzione di questo problema, che riguarda anche le tavole degli italiani. Ciao Ale! Buona serata e viva la pesca italiana. Ciao, un abbraccio a tutti. Bravo, ha parlato con noi Alessandro Cappelli del suo peschereccio Polpo Mario di Seste Levante. Adesso, così proprio banno direttamente Antonino, andiamo in pubblicità, non in pubblicità, andiamo con un piccolo stacco, e poi subito dopo lo stacco il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con il suo Liberamente. A tra poco! Avete ascoltato Chilometro Zero.